cosa prevede la manovra Salva Italia? La manovra Salva Italia intanto dice questo. Dice, guardate che i conti non quadrano e guardate che le manovre che avete approvato sono tutte buttate in avanti, cioè tutte dopo elezioni, 2013 e 2014. È necessaria una manovra aggiuntiva e dovete far quadrare i conti, dovete darci garanzia rispetto al fatto che ci sono qua dentro delle cose che non siamo sicuri che se la facciate a farle, perché in questi 54-59 miliardi c'è la famosa riforma fiscale che prevede, esempio, che per quanto riguarda le detrazioni e le deduzioni, a partire dall'anno prossimo, quando si va a fare la dichiarazione dei redditi, l'anno prossimo saranno 4 miliardi in meno di detrazioni e deduzioni, l'anno successivo saranno 16, totale 20, sono qua dentro, 20 miliardi di detrazioni e deduzioni che colpiscono in modo particolare chi ha l'IRPEF, non gli altri. Quindi sono 20 miliardi che andranno spalmati verso chi paga IRPEF, che per l'85% sono pensionati e lavoratori dipendenti. Allora gli viene detto innanzitutto: trovate una norma di salvaguardia rispetto a questo. La norma di salvaguardia che c'è nel Salva Italia è la norma che dice che se non si fa quella riforma, quindi sono in alternativa, si aumenta l'IVA. La storia dell'aumento dell'IVA di settembre che è prevista dalla manovra, e uno potrebbe dire: ma come? Se è previsto l'aumento dell'IVA, com'è possibile che i 20 miliardi previsti nel 2012 siano 21 nel 2013? Se l'IVA me l'aumentate da settembre, e qua, quindi non è per 4 dodicesimi, e qua è per 12 dodicesimi, sta cosa non sta. Ma era per dimostrarvi che questa compensazione va a compensarmi l'effetto delle manovre precedenti. Allora, quella cosa io spero che si riesca a trovare una soluzione diversa. Perché? Perché in linea teorica, ovviamente, se io devo spalmare i 20 miliardi su tutti invece che solo su quelli che pagano IRPEF, faccio una cosa più giusta, perché li spalmo, li spalmo anche a chi non paga tasse, perché magari è evasore però la benzina la compra. Qual è il problema che noi abbiamo già sperimentato col primo aumento di IVA che abbiamo avuto alle spalle da queste manovre qua? Che ci siamo accorti che siccome nel nostro paese c'è tanta evasione, cosa succede? Succede che tu hai l'aumento, quindi hai l'aumento inflattivo, però alla fine, essendoci evasione, non ottieni quel vantaggio come entrata che ti aspetteresti in linea teorica. Cioè quello che succede in Germania, dove hanno aumentato l'IVA, in Italia non è successo. Cioè io ho avuto l'aspetto negativo dell'aumento inflattivo e non hai avuto l'aspetto positivo, quindi la cosa migliore da fare è quella di evitare di andare là, ma per evitare di andare là è la cosa che si sta facendo in questo periodo, che è quello lotta all'evasione e spendi review, cioè revisione della spesa in maniera di abbassare la spesa, che è la cosa migliore, perché continuare a buttare su tasse e il prelievo non funziona. La cosa migliore è quella di spalmare il prelievo su chi non lo paga e soprattutto quello di diminuire i costi. Allora, dentro questi 20 miliardi, che sono 20 miliardi quindi altri 337 euro, che diventano 21 l'anno prossimo e 21,4 l'anno successivo, quindi sommato vuol dire che in tasca di media ci sono 810 euro in meno ognuno di noi. Poi anche qua c'è chi ne ha 10.000, chi ne ha 500, chi ne ha, che diventano 1258 l'anno prossimo, 1353. In questa situazione, in questo ragionamento, nasce la questione dell'IMU. Allora, io l'IMU l'ho battezzata così: dall'ICI all'IMU una patrimoniale da 9 miliardi di euro. Perché una patrimoniale? Perché di fatto è questo, cioè rispetto all'ICI l'IMU quest'anno dà alle casse dello Stato un vantaggio economico di 9 miliardi di euro. Perché 9 miliardi? Perché in parte gli entrano dei soldi, come diceva prima giustamente Paolo, relativamente a seconda casa e a tutti gli altri fabbricati, fatto salvo gli agricoli, lo 0,38 dell'aliquota, cioè se l'aliquota, anche se il comune decidesse non di fare 0, se ho capito 0,88, se invece di fare 0,88 avesse deciso di fare 0,46, comunque lo 0,38 allo Stato sarebbe andato. Vi spiego, sempre 0,38, cioè vuole metà dell'aliquota base. L'aliquota base 0,76 su tutti i fabbricati che non sono prima casa, 0,38. Quell'effetto dà circa 6 miliardi di euro alle casse dello Stato. In più lo Stato non dà più ai comuni
il rimborso dell'ICI prima casa, la somma di queste due cose, cioè il mancato rimborso che ti arrivava come contributo, come trasferimento, sommato alla maggiore entrata, dà un maggiore introito per le casse dello Stato di 9 miliardi. Per questo l'ho detto, una patrimoniale da 9 miliardi di euro. Sotto anche scritto approfittiamone per fare un buon federalismo, perché poi da qua io parto per dire ok, facciamo l'operazione nel corso, passata la booleana di quest'anno, facciamo l'operazione completa e diamo la possibilità ai sindaci di avere autonomia impositiva vera, cioè che l'IMU gli resti tutta, in maniera che possiate veramente fare un ragionamento, cioè io ti do autonomia, ti chiedo responsabilità, perché il vero problema è che nonostante questo in alcune parti di questo paese c'è ancora qualcuno che non più tardi di 15 giorni fa per farsi eleggere ha promesso posti di lavoro.